Buonasera, ben trovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti con due ospiti importanti, importantissimi, anzi nella prima parte avremo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mentre nella seconda avremo l'onorevole Alessandro Zan, dunque una puntata che farà capire molte cose sia per quanto riguarda la città di Venezia sia per quanto riguarda una tematica, l'omofobia molto ma molto importante. Vabbè, iniziamo con la prima. Saluto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, buonasera. Buonasera. Grazie di essere venuto a trovarmi. Grazie dell'invito. Avevamo fatto una promessa. L'ha mantenuta, devo essere corretto, l'ha mantenuta, bravo anche il suo ufficio stampa, bravissimi tutti, davvero complimenti, avete mantenuto la parola. Ma cosa si è fatto lì con tutta quella mala? Sono andato a sciare lì? Qualche giorno con i bambini in montagna e volevano superarmi, ho detto no. A quel punto ho combattuto col ghiaccio, ho vinto il ghiaccio. Ha vinto il ghiaccio. Mi sono rotto l'omero, ma insomma. Ne avrà per parecchio? No, 30 giorni. Una trentina di giorni. Sì. Che le impediscono, lei è un uomo poi dinamico, le impediscono però di fare ovviamente determinati movimenti. Sì, no, non puoi alzare il braccio così, perché ho rotto proprio il pezzettino di omero dove sono attaccati i legamenti. Insomma. Vabbè, un po' di pazienza, insomma, abbiamo i medici straordinari, poi hanno preso come cavia. Senta, sindaco, molte tematiche, ovviamente vorrei parlare dei grandi sistemi poi di Venezia, dal Mose, le grandi navi, poi tra l'altro Carnevale che inizia già in essere, quindi Venezia era una delle città più importanti, della droga che c'è, dei 2000 euro che ha dato a tutti i commercianti. No, ho detto che adesso devo fare la delibera. Deve fare la delibera, però a proposito, mettiamolo, è una bella iniziativa, mica. Magari dopo che non se la rompono apposta, voglio dire la vetrina, è una battuta. Senta, come sta Venezia, Mestre? Beh, allora, dobbiamo fare un minimo di inquadramento del periodo. Un periodo è oggettivamente, tutti lo sapevamo, il 2023 sarà un periodo duretto, perché noi siamo usciti dal Covid, ma non siamo usciti del tutto. Cioè nel senso che la gente ha voglia di trovarsi, di andare in giro, di fare, ma abbiamo degli strascichi che sono dati da una certa nervosismo, molto generalizzato. Nervosismo che porta spesso anche a risposte tante volte magari un po' dure, lo vediamo che nei negozi, tra le persone, insomma c'è voglia di stare insieme, voglia di tornare, sai, persone chiuse da 2 anni, che stanno chiuse in casa, e abbiamo visto un po' di tutti i colori. Questo è un tema nazionale, non è un tema mestrino o veneziano, un po' sta succedendo un po' dappertutto. Spesso succede, abbiamo aumentato i TSO, sono i trattamenti sanitari obbligatori, cioè purtroppo la gente perde la pazienza facilmente, perché dico a tutti, noi lo diciamo prima di tutto ai nostri vigili, ai nostri operatori sociali, quelli che stanno sulla strada, gli autisti degli autobus, eccetera. Stiate calmi, manteniamo la calma, perché vedi delle cose che in passato, o con una frequenza che in passato non c'era. Per cui noi abbiamo incontrato l'acqua grande, abbiamo incontrato il Covid, adesso incontriamo il post-Covid. Ma senta, sindaco, io nel fare le interviste ho sentito altri sindaci e altri anche esponenti politici. Il 2022 è stata un'annata tutto sommato abbastanza positiva per i commercianti, per le aziende, per tant'altro. E tutti mi dicono il 2023 sarà un anno più duro, un anno più duro. Dicono così. Poi ti accorgi che il turismo a Venezia aumenta, a Padova aumenta, a Verona aumenta, cioè non riesco a capire questo pessimismo che c'è. È legato dai costi. Se è vero, termino domanda, è vero che la realtà dirà che ci sarà un periodo davvero duro? Allora, normalmente è meglio sempre essere prudenti, questo vale per tutte le persone che hanno incarichi o responsabilità, eccetera. È sempre meglio essere un po' prudenti, mettere un po' del fieno in cascina, si diceva, no? Cioè mettere da parte le risorse. Qual è il punto che ha fatto un po' defragare anche il nervosismo? È stato il costo energia. Le bollette che valgono sia per le aziende che anche per i privati, che sono più che triplicate, in qualche caso quadruplicate, per cui costi che non sono gestibili con un'attività normale, perché il problema non è se tu fai fatturato, è se tu riesci a avere un tornaconto. Allora adesso noi vedremo i primi bilanci del 2022 che si salva ancora perché i costi grandissimi delle bollette sono partiti da settembre, ottobre. Adesso abbiamo anche la fortuna che il gas per fortuna è ritornato dentro a certi parametri, considerate che adesso è andato sugli 80 euro, ma prima era a 40, per cui siamo comunque al doppio di prima. Però diciamo che rispetto ai 300-320 che abbiamo visto, cominciamo adesso moderatamente a stare tranquilli. Ho visto il governo sta muovendo bene, è andato in Africa a chiudere accordi, cioè non abbiamo perso questa urgenza. La fortuna è stata che il freddo ci ha un po'
diciamo in qualche modo risparmiato per adesso, perché abbiamo speso meno per riscaldare e così via. Lei pensi che il Comune di Venezia, cito il Comune, ha avuto nel 2022, per cui non ancora le bollette del 2023, una spesa in più rispetto alle bollette ordinarie di 17 milioni di euro di corrente. 17 milioni di euro di corrente. Siccome io appunto sono prudente, già nel bilancio dell'anno precedente, alla fine del 2021, io avevo visto che si stavano muovendo le cose. Allora abbiamo messo nel bilancio, in prospettiva, abbiamo messo 12 milioni di aumento di bollette della luce. Sono diventati 17 perché abbiamo fatto lo scostamento, abbiamo aggiunto altri 5, però per fortuna avevamo messi 12 perché 17 a fine anno non riesce a chiudere il bilancio. A proposito dello Stato, sento molti sindaci che sono lamentati perché lo Stato ogni anno dà un contributo alle città e vista la difficoltà, quest'anno l'ha addirittura diminuito. No, sì, non c'è stato niente, ma insomma, adesso io non so dire, ma i conti generali sono preoccupanti, insomma, su questo devo dire che il governo l'ha detto più volte, e come farà, lo diceva anche Draghi. No, noi abbiamo, il problema qual è? Che se tu non li spendi i soldi, cioè riesci a trattenere più che puoi, allora fai i conti con te stesso, prima di chiamare sempre aiuto agli altri, cosa buona e giusta, perché è giusto che pensino anche le amministrazioni, perché non si tratta soltanto delle luci per le strade, che comunque sono importanti, ma ci sono anche servizi sociali, cioè il comune dà dei servizi che non sono chiudibili. Ecco. Però nel buon padre di famiglia l'amministratore deve mettere da parte delle risorse, comunque per i periodi di crisi, invece che spenderli tutti. Questo è il messaggio che deve capire anche la politica, che spesso ha voglia semplicemente di fare promesse, di dire spenderò, facciamo perché per il consenso. Sì, ma tu devi spendere quello che hai, anzi un po' meno di quello che hai. Per cui quando parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare di bilancio anche. Non è soltanto la parte ambientale che uno dice sostenibilità è una roba ambientale. No, è proprio la sostenibilità, vuol dire avere l'equilibrio, che è quello anche l'equilibrio delle forme, no? Anche in architettura, lei qui ha queste belle immagini, no? che raccontano una storia che in qualche modo a cui dobbiamo ispirarci, no? Le proporzioni, è una questione di equilibrio, la bellezza nasce dall'equilibrio. In effetti, guarda il titolo della trasmissione, la regia se me lo può mettere, non sapevo che titolo dare, allora ho messo Venezia è una città delicata, perché per me, le dico, quando vado a Venezia io sono innamorato, mi piace con la nebbia, con la neve, con l'acqua alta, dunque io la adoro, tant'è che delle volte mi chiedevo, non so se gliel'ho già chiesto, non vorrei essere ripetitivo, che io ogni turista che entra a Venezia, siccome quando vai in giro per il mondo paghi quando vai dentro in un qualsiasi museo, chiesa, Venezia quando entrano da Piazzale Roma in poi dovrebbero pagare un biglietto. Magari i veneziani si arrabbieranno, però dovrebbero pagare un biglietto ognuno che entra. Ma allora, di fatto c'è già una tassazione che viene data ai turisti, è anche abbastanza corposa, perché pagano la tassa di soggiorno, che ma anche il giornaliero, quello che arriva. Ma dobbiamo dividere un po' i flussi, no? Nel senso che la città è complessa e purtroppo non è così semplificabile, dobbiamo spiegare un po'. Cioè la città, intanto il comune proprio di Venezia comprende anche Mestre e Marghera, che è una terraferma enorme. C'è tutta la città metropolitana, sono 44 comuni, sono 800.000 abitanti, c'è questa idea di allargamento di cui magari parliamo dopo. Poi dopodiché c'è questa dicotomia, no, tra la città antica, la città storica, la città d'acqua, la città che il mondo ci invidia, e la sua laguna. Questa laguna che per alcuni viene vista come una separazione, una divisione, invece è l'acqua. L'elemento l'acqua nell'antichità, quello che noi, per quanto riguarda me, che adoro l'acqua, è un elemento di unione invece, perché con l'acqua, attraverso l'acqua tu ti sposti, ti muovi, con le dovute accortezze, spesso non ci sono perché dobbiamo mettere delle regole, dobbiamo spiegare, è un discorso educativo, vale per tutti, però quello che tu pensi certe volte che sia una differenza, che sia qualcosa, sia una difficoltà, qualcosa ti può in qualche modo rompere le scatole, invece se tu lo rileggi in maniera diversa può essere la tua vita. Le cose, anche le problematiche, e Venezia mi insegna bene questo, se tu le prendi negativamente muori, lì sì muori, perché non hai capito, invece le problematiche che abbiamo noi dobbiamo strumentalizzarle, capirle, ragionare e trovare delle soluzioni. L'acqua, per esempio, l'acqua è uno dei modi migliori per trasportare anche tutte le persone che hanno disabilità. Noi abbiamo i nostri battelli, uno entra tranquillamente in carrozzina, arriva praticamente in tutta la città, anche se ci sono i ponti che spesso non sono dotati, anche per problemi proprio strutturali, congeniti proprio alla struttura stessa della città, che non hanno la possibilità di essere superati, no? Allora,
spesso l'acqua, se usata in maniera intelligente, può diventare una grande forza. Pensate all'idrodinamica, no? Cioè l'idea di liquidi che fanno muovere le grandi gru, cioè il liquido che non è comprimibile. No, tutto giusto. E quindi? E quindi abbiamo una città che è un esempio. Allora cosa succede? All'interno ci sono persone di ogni genere, ci sono i cittadini che ci abitano, che spesso devono la mattina magari uscire dalla città per andare a lavorare, per esempio. Ci sono gli studenti che vengono a vivere, la vivono per degli anni, la vivono in un modo diverso da quello che la vivono un residente, perché la vive per un periodo storico, per il periodo anche loro, della loro giovinezza, certo. Eccetera. Ci sono le persone che vengono a lavorare invece in città, per motivi appunto, turistici, cioè nella filiera turistica, negli alberghi, piuttosto che nelle attività non più tantissime, ma che ci sono ancora per fortuna di artigianato, di commercio, eccetera. Per cui hanno un tema di accesso la mattina, un ritorno alla sera, ma che è fondamentale che vengano, perché non tutti possono abitare nel centro storico per motivi vari o per scelta. E poi ci sono i famosi turisti. I turisti si dividono in due parti, ci sono quelli che vengono e stanno qualche notte, dormono, diciamo almeno dormono una notte, perché arrivano e il bagaglio lo lasciano in albergo, poi si muovono liberi da cose, e quelli che invece vengono in giornata per fare una fotografia, per fare una passeggiata, per andare a mangiare un branzino, insomma cose altrettanto legittime, che però magari se il tempo è incerto, se hai un bambino, se hai qualcosa, hai comunque sempre una borsa, uno zaino, un qualcosa che forse tutti quanti avremmo, no? Perché per prudenza ti porti via. Questa, diciamo, persone che si spostano, diciamo, giornaliere, finché sono preventivabili e prevedibili non danno nessun problema, perché sono persone assolutamente amanti proprio della città. Nel momento in cui certe giornate dell'anno, per motivi anche naturali, cioè piove, tutte le spiagge che abbiamo del Veneto, ma anche dell'Emilia Romagna, uno dice cosa faccio oggi? Vado a Venezia. Prendono la macchina, accendono la macchina e arrivano sul Ponte della Libertà e arrivano magari frotte di persone. Allora noi abbiamo iniziato un percorso culturale, avete visto dibattiti, discussioni, polemiche, eccetera, ma va bene così perché le cose si nascono parlando con la gente. Abbiamo immaginato una prenotabilità della città e come fai a farla? Abbiamo chiesto al Parlamento, il Parlamento ci ha concesso una legge, che è una legge sulla possibilità del comune di istituire un contributo d'accesso, un contributo per le persone che vengono in giornata, perché non quelli che risiedono, perché quelli che restano a dormire già lo pagano, gli studenti no perché sono già lì, certo. I lavoratori no, per cui la città è già vissuta. A quelle persone diciamo se devi venire diremo, perché oggi non è ancora pratica questa cosa, però stiamo ancora discutendo, abbiamo fatto anche un dibattito pubblico, abbiamo aperto alle associazioni dei cittadini un'ennesima possibilità di aggiungere, di migliorare, di fare proposte e così via, per capire come possiamo prenotare l'idea di vengo a Venezia. Una cosa molto semplice, dici guarda oggi vengo, ti schiacci su questo sito molto semplice, ti si accende la luce verde, vuol dire che sei stato prenotato e ti mandano un qualcosa che se ti chiedono scusi lei, e per entrare non pagherai niente se sei qui dalla zona, perché abbiamo detto fin dall'inizio che ai veneti non avremmo fatto pagare niente, a noi interessa soltanto che la persona sia prenotata. Certo. Se invece arriva uno che è andato a risiedere, dico io, a Rimini, ci sono delle comitive, non so, Senta, arrivano col pullman e quelli lì pagano i 3 euro. Insomma. Senta, Sindaco, arrivano, mi dica se sbaglio in questo dato, 20 milioni più o meno di turisti all'anno? No, noi pensiamo siano meno, secondo me saranno una decina di milioni, però anche questa cosa finalmente li possiamo misurare. A me hanno detto che da 19 a 20, pensi adesso 10, ma perché tante volte ma ridotto proprio a metà il mio pensiero. No, ma non è il suo pensiero, è vera una cosa, che non ci sono mai state, siccome non hanno mai misurato niente, chissà come mai. Era una voce? No, per esempio, non è questione di una voce. Prendono dati random. Una volta vanno a vedere quelli che arrivano col treno, quell'altro con gli aerei, però magari li calcano doppi, perché uno arriva poi parte, se li conti doppi gli dici quanti passeggeri ci sono e conto sia quelli in partenza che quelli in arrivo, è sempre stesso e già fai metà. Perfetto, quindi sono una decina. La domanda è, può ricevere fino a 10 milioni, 11, secondo lei quanti turisti può ricevere? Le faccio una domanda banale, se 11 milioni, 10 il problema è in quanto, no ma scusi, il problema è in quanto tempo, le ribalto la cosa perché tanto sui numeri faremo solo confusioni, perché dovete dividere per 365. Se termino la domanda, ci avrei molto curiosa la mia domanda. Certo. 10 milioni, io avevo fatto il conto 19-20, vale. 10 milioni vanno in bagno di persone, giusto? Vanno nei bagni. Per esempio, parto da questo ragionamento, che è un ragionamento che lo dico anche al sindaco di Padova, dove non ce ne sono a Padova. Se uno deve andare in bagno a Venezia, cosa fa? Ci sono i bagni, ma mi permetta di tornare sul numero, perché è importante. Dipende, se 10 milioni sono spalmati su 365 giorni, verrà fuori un conto, e lei da solo dice, se io lo vengo su un giorno solo, sto parlando per assurdo, su un giorno solo 10 milioni rispondo ovviamente no, ma non ci stanno proprio fisicamente neanche spingendo lì dentro, ovvio. Appunto, ma allora
Quello che noi cerchiamo di fare è di riuscire a spalmare, trovando poi qual è il punto massimo, il limite massimo. Poi ci saranno dei giorni, il Redentore, la regata storica, alcuni giorni, Carnevale. daremo, l'ultimo di Carnevale, daremo la possibilità che si possa fare festa, non è che allora è impedito, dovrà essere sempre la misura, cioè è chiaro che ci sono delle tradizioni che sennò la città non sarebbe neanche più naturale, no? Ma rispetto invece all'ordinaria gestione, penso l'estate, soprattutto ci sono un sacco di gente, il limite delle persone, siamo 8 miliardi nel mondo, tutti vogliono venire a Venezia, c'è un limite massimo, lo studieremo insieme, non abbiamo definito niente. Lei deve partire da una cosa, da un'altra considerazione ancora che le faccio riflettere. Il totale di 10 milioni è fatto da giornalieri e da persone che vengono negli alberghi. Una persona che viene in albergo, lei se arriva in albergo va a prendersi la camera, lascia la valigia e magari va anche in bagno, tornando alla sua domanda del bagno, che secondo me è centrale. Guardi Era che provocatoria la mia. No, la sua domanda è molto intelligente invece, io parto proprio dai bagni. Si dice che quando vai a casa di una persona vedi l'educazione della persona da quanto pulito è il bagno. Il bagno è proprio un segnale, guarda, non è per niente, io sono invece molto, mi conosco, chissà, vado a vedere il bagno. Noi abbiamo i bagni pubblici, li teniamo aperti, certe volte anche facendo un costo elevato perché non tutti voi vanno in bagno. Abbiamo aperto bagni anche nuovi, ne abbiamo aperti di nuovi a San Marco. Se andate a San Marco dove c'è la caffetteria adesso, senza fare pubblicità alla marca del caffè. No, ne ho visto qualcuno, l'avete preso in affitto anche dei locali per farli? No, lì addirittura abbiamo costruiti proprio nuovi, sono tutti nuovi, proprio a San Marco, dove c'è la caffetteria, dove abbiamo fatto i giardinetti. Certo. I giardinetti reali, se lei gira dietro, sono un attimo nascosti, ma ci sono le indicazioni, sono nuovissimi, bellissimi, si paga adesso non mi ricordo se mezzo euro, un euro, onestamente non mi ricordo, perché poi c'è una sicurezza e una pulizia costante, perché deve essere pulito, deve essere profumare di pulito. Ecco perché se il numero diventa esagerato di ospiti, tornando al nostro numero di 10 milioni, se io ho tanta gente che dorme lì, questa gente è già organizzata, non ha un problema, salvo di trovarsi fuori e fare magari i suoi... Ma diventa... Se uno invece viene in giornata, quello per forza deve cercare il bagno da qualche parte, lo cerca nei bar, assolutamente, lo cerca nei codici, e allora ecco che abbiamo la necessità di dire un limite fisiologico, proprio perché le sporcizie... ma guardi, lei è esattamente entrato perché... Lo chiedevo, sai, ho detto, io ero rimasto, ripeto, a molti di più di turisti e dicevo, ma porca miseria, se 19 milioni in un anno andranno in un bagno minimo 1 o 2 volte al giorno tutti, e dove vanno gli scarichi e tutto di questi... Lei poi deve considerare che il carico di queste persone spesso si divide anche con la terraferma. Sì. Per esempio, se io faccio 3-4 giorni, ci sono persone che hanno iniziato a comprendere che per esempio la parte di terraferma Venezia è un cordone ombelicale con Mestre, cioè se lei lo conosce, Forte Marghera, no? È un posto dove Manin abbiamo difeso Venezia dagli ultimi attacchi, insomma c'è tutto un sistema di fortificazioni che difendono la città che è bellissimo da vedere. Allora tanti non lo sanno, piano piano, siccome ci sono persone che a Venezia vengono spesso, cioè vengono con cadenza, adorano questa città, perché è la città di tutti noi, di tutti. Chi ama Venezia è veneziano, secondo me, questo lo dico sempre detto. Sono d'accordo. E per cui noi dobbiamo ascoltare tutti, non solo i residenti o il sindaco o chi vuole lei. Dobbiamo ascoltare tutti perché è talmente complicato, ma queste nostre esperienze che stiamo facendo su Venezia ce le sta chiedendo tutte le città del mondo, perché questi problemi gli stessi ce li hanno anche altri. Certo. Per cui adesso le chiedo per una cortesia, se no stiamo qui tutta la sera. Dovremmo essere più rapidi. Sì. Lo so, ma è che il perché tema lei fa bene io torno. Ma io torno altre volte, guardi. No, ma la scaletta, ho già capito che la scaletta salterà in maniera con lei. No, i miei termini sono complessi. No, va benissimo. E mi rendo conto da una anche spiegazione. Sa cos'è? Che il dibattito spesso, noi siamo abituati a un'informazione rapida. Perché mi piace la sua trasmissione? Perché comunque mi dà il tempo di poter approfondire. Davvero dico, perché spesso, magari io non avrò il dono della sintesi, ognuno ha fatto come so, però penso che le persone abbiano bisogno di un po' di tempo per capire. Tante volte invece la comunicazione rapida, il titolo, il sottotitolo, finisce lì la notizia. Vabbè, allora cerchiamo di fare quello. Allora, lei, inizio da qui, sindaco, lei è il sindaco di 2 città, è un sindaco, anche un sindaco fortunato, magari è un sindaco ovviamente con molte problematiche, perché è un sindaco di mare e un sindaco di terraferma. Io sono un uomo fortunato, ho trovato l'amore. È un uomo fortunato. Che è una cosa rara. È un uomo, io credo davvero che poi, apro una piccola parentesi, fare il sindaco della città dove uno nasce, credo sia la più bella cosa che uno può capitare. E quindi davvero lo faccio a tutti i sindaci che vengono a trovarmi i complimenti. Inizio così, dal trasporto pubblico di mare, dal trasporto pubblico di terra. Come sta andando a Venezia Mestre questa cosa? Beh, durante il Covid abbiamo avuto alti e bassi, no? Noi abbiamo avuto le limitazioni anche, come sa, degli accessi.
Purtroppo la nautica non ha un riferimento nazionale, mentre diciamo, con gli autobus è più semplice, perché basta prendere un'altra città, fai i paragoni, è facilissimo, per cui portate, tempi, ritardi, costi, è paragonabile. Sull'acqua non c'è nessun paragone, per cui siamo sempre davanti, siamo sempre a rincorrere le normative che non ci sono mai. Per farle capire, io non ho ancora un sistema approvato, come si dice, verificabile di sistema di una specie di autovelox. Noi in Aula non l'abbiamo ancora, perché manca una normativa specifica. Ho provato più volte a parlare col governo di farla inserire, che ci consenta di omologare un sistema di rilevazione della velocità del traffico acqua, perché nessuno si interessa, è una roba che ha un fastidio enorme, interessa solo a Venezia, no? Per cui fai fatica a trovare dei riferimenti. Ma c'è un limite in laguna per andare? Ma devi poterlo verificare il limite della laguna. Allora, certe cose, certi strumenti siamo riusciti a farli passare, non so, tipo l'autovelox a mano col vigile che sta lì a guardare la macchinetta, ma poi ti facevano le contestazioni in questi anni che c'era la marea a favore o la marea contraria. Se tu hai la marea a favore, lui ti dice, io a marea a favore, io andavo alla velocità giusta, era la marea che stava uscendo, era a favore. È tutto così. E vincevano le cause. Mi stai insegnando delle cose che non sapevo. Ma perché le dico che potrei stare qua a giornate? Perché guardi, è di una complessità incredibile, sto veramente semplificando. Allora, cosa è successo? Durante il Covid ci hanno dato le normative che restringevano la portanza di questi battelli. E chiaramente, finché non c'erano turisti, non c'era nessuno, il problema non si è sentito. Quando hanno ricominciato le persone a mettere il naso fuori di casa e i primi turisti ad arrivare, per turisti parliamo anche di veneti che venivano a vedere la città, si ricorda c'erano i cefali, era qualcosa di straordinario, va detto, dal punto di vista ambientale. Se lei è venuto e chi è venuto è stato molto fortunato. Ho la carta Venezia, ho tutto sì. Per cui cosa è successo? Abbiamo avuto questi stop and go continuamente, non si sapeva se la pandemia andava meglio, andava peggio, insomma abbiamo avuto dei problemi, questo non c'è dubbio. Poi c'è stato un problema di costi, nel senso che sono esplosi i nostri costi. Noi abbiamo un servizio, in acqua parlo, dimensionato per questi numeri che lei citava, che sono spariti dall'oggi a domani. Ma la macchina non la fai sparire, gli operai, tutti i piloti, i costi, quindi abbiamo dovuto ridurre il più possibile per non fare dei buchi giganteschi che ci sono stati, che però per fortuna, un po' per la sana gestione, un po' anche prendendoci insulti in qualche caso, abbiamo tenuto la barra dritta e l'azienda ce la stiamo facendo a salvarla, perché poi c'è tutto un tema di in-house della società. Adesso non voglio tediare i telespettatori che ci stanno ascoltando. Ma gli insulti li prende dagli abitanti delle isolette, tipo Murano, Burano, da chi prendeva gli insulti? No, noi per fortuna non prendevamo nessun insulto. No, l'ha appena detto perché... No, c'era un clima di esagerazione, no, qualche pilota qualche volta, qualche marinaio, è successo che magari c'era un ritardo, perché per caricare la gente col Covid, se non c'era la mascherina dovevi fermarti, arrivavi in ritardo e qualcuno che aveva altre problematiche litigavano col personale del CTV. Aspetti, già che finisco, nel personale del CTV va difeso, cioè noi abbiamo una vertenza aperta, anche difficile, ma che però resta in un ambito sindacale, di trattativa sindacale, nulla a che vedere invece con la serietà delle persone, con il loro spirito di servizio, eccetera. Dopodiché l'amministrazione ha dovuto fare un lavoro di asciugare una serie di vantaggi che insomma le amministrazioni precedenti per motivi vari, storici, la politica che comunque dava, eccetera, abbiamo dovuto fare qualche riferimento rispetto ad altri e ad altre situazioni, tutto qua. Senta, il parco Vaporetti com'è? Beh, allora i nostri vaporetti a me piacciono molto, per cui sono per tenerli. Sì, stiamo cercando di ibridizzare. No, i vaporetti ci sono, abbiamo soprattutto un problema sulle motonavi, quelle grandi, che durante il Covid anche lì si sono rallentati tutti i lavori, no? Anche noi abbiamo dei piani di riaggiornamento dei battelli, soprattutto abbiamo i ferry bot che insomma vanno continuamente aggiornati. Abbiamo avuto un problema, per esempio siamo stati redarguiti perché non avevamo i bagni a bordo del ferry bot, perché una volta si pensava che mezz'ora di trasferimento non ci fosse necessità. Adesso sono cambiate le normative, allora in corso abbiamo dovuto mettere bagni chimici sulle cose per non fermare il servizio. Però adesso dobbiamo portare i battelli, li portiamo per metterli a posto, ma non ci sono battelli sostitutivi dei ferry bot veneziani, per cui ci inventiamo continuamente tutto. Adesso abbiamo ordinato nuove macchine, nuove cose, stiamo cercando di fare l'ibridizzazione, no? Avendo fatto il salone nautico, io vorrei lasciare anche una città più moderna, anche nella stessa motorizzazione, per cui fare in modo che i battelli possano essere... Ci sono dei casi di motori ibridi a Venezia che non ci sono in nessun'altra parte del mondo. Senta, per quanto riguarda il traffico nei canali veneziani, Canna Grande, ma la gente, è controllato oppure... Allora, la gente va sicuramente molto meglio di prima, lo dico per fargli
per fare davvero un ringraziamento, a differenza di quello che sembra, no? Perché si fa presto andare con la telecamera a vedere uno che passa, quello che va più veloce c'è sempre, dappertutto si trova. Nella realtà io ho vissuto questi 7 anni e la gente si è molto autolimitata, parlo all'interno dei canali della città. Anche lì c'è sempre lo stupido di turno, la persona poco corretta, eccetera, qui ci sarà sempre. Però io dico che grazie alle persone che invece si sono autolimitate. Sui canali invece fuori dalla città, dove noi abbiamo anche meno, diciamo, controllo, perché sono canali portuali o sotto il magistrato alle acque, perché ci sono tante autorità diverse, no? E spesso che non sono le stesse, non è che il sindaco ha potere su tutto, anzi spesso. Lì abbiamo un problema nel controllo, per esempio davanti al Morosini, no? Davanti alla parte finale di Venezia verso l'uscita, ci sono dei momenti in cui sembra di essere su un maremoto, cioè uno va con una barchetta e rischia davvero. E io sono anni che tento in qualche modo di trovare più forze dell'ordine che stanno là, eccetera, però passa anche rispetto a una volontà o anche una capacità di punire, insomma, quelle persone che davvero fanno danni. Spesso sono anche barconi che arrivano da fuori, che non sono neanche veneziani, arrivano con la gita, possono arrivare per scaricare la gente alla mattina, poi ripartono alla sera. Su questi saremo sempre più severi, insomma. Certo, sindaco, così tanto abbiamo iniziato la trasmissione, abbiamo parlato, sto guardando la scaletta del salterà 3/4, la scaletta, abbiamo 2 cose, però al di là adesso la pubblicità, al di là davvero molto problematica, cioè raccontarla così. Guardi, ma poi aspetti, provi a immaginare, da dopo lunedì la al pubblicità. venerdì. Mi dà dopo la pubblicità, Dopo la pubblicità. rimanete con noi perché abbiamo tante cose con il sindaco di Venezia tra poco.